Amici di Directa Sport, buon pomeriggio e benvenuti al campo comunale di Elmas. Un saluto da parte di Daniele Floris e le immagini di Mattia Massidda. È uno scontro diretto importantissimo quello di oggi tra Coscagliari e Tortolì, che si incontrano alla ultima giornata del girone di andata di promozione, girone A della Regione Sardegna. Hanno chiuso entrambi il 2024 con una vittoria e vogliono aprire il 2025 e soprattutto chiudere il girone d'andata con i 3 punti, sia Coscagliari che Tortolì. Andiamo a vedere infatti le formazioni, partendo dal Coscagliari con un 4-3-3, Piritto in porta, Mudu e Pirodi a correre nelle corsie, Prefumo e Fiori saranno i difensori centrali, al centrocampo Melis, Pudo e De Murtas, il tridente composto da Serra, Perra e Serpi. Dall'altra parte risponde il Tortolì con un 3-5-2, in porta Tangiano, giovanissimo, pacchetto difensivo composto da 3 con Florenze, De Zan e Marcic, Contu e Orru a correre nelle corsie, al centrocampo Ferraris, Pili e Serra. Le uniche punte sono Vincis e Pasquale. Minuto di silenzio che si appresta in questo momento. Minuto di silenzio che termina in questo momento, le due squadre si sono già schierate in campo, maglia bianca per il Coscagliari che attaccherà da sinistra verso destra, viceversa invece per il Tortolì che attaccherà da destra verso sinistra in maglia rossa. Un attimo di controllo sulle reti. Andiamo però a dare anche una piccola informazione sul campionato, anche perché comanda il Lanusei con 37 punti, però ci sono 5 squadre dalla seconda alla sesta che comunque hanno un punto di differenza, 29 con Sant'Elena e Tarroz, Castiadas, Tortolì e Coscagliari. Tortolì e Coscagliari a 28 e Castiadas a 29, dunque è tutto possibile per cambiare questa classifica nell'ultima giornata del girone d'andata, con la Tarros che giocherà a Guspini, mentre il Castiadas gioca nel campo della capolista, il Lanusei. E il Sant'Elena invece in trasferta ad Orroli. Diventa sempre più complicato dunque, dopo non un ottimo inizio del Tortolì, ricordiamo le prime giornate di questo campionato, poi c'è stata una ripresa incredibile dalla formazione rossoblù, entrambe sono rossoblù, oggi infatti il CUS si schiera con la maglia bianca. C'è un problema intanto anche alla rete della porta difesa dai rossoblù del Coscagliari, da Pillitto. Ne approfittano le due squadre intanto anche per muovere il pallone. Tortolì e CUS che sono quindi entrambe a pari punti, dunque 28, le statistiche parlano chiaro, con 16 partite giocate, 8 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte per il Tortolì, che ha 24 gol segnati con 14 subiti. Dall'altra parte invece un Coscagliari che ha sempre 8 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, però sono 22 gol segnati con 17 subiti, insomma una differenza reti di 5 tra le due squadre. La differenza reti per il Coscagliari è di 5, mentre dall'altra parte il Tortolì ha 10 gol di differenza.
Sicuramente è una partita che può svoltarsi in qualsiasi maniera, sono due squadre che lì davanti ci sono per un motivo. Problema dunque risolto per i pali di Pillittu. Adesso continuano a girare, però c'è un altro problema. C'è un altro problema questa volta dall'altra parte, dunque dai pali di Tangiano. Allora si prolunga questo inizio di partita tra Cuscagliari e Tortolì, con le reti che vanno aggiustate chiaramente per incominciare il match. Risolto anche questo, e allora adesso sì che è tutto pronto per incominciare il match. Le squadre dunque si schierano, il pallone viene messo a centrocampo, manca solo il fischio dell'arbitro per iniziare. Con 8 minuti di ritardo inizia adesso la partita. Cuscagliari che muove il primo pallone del match, subito dietro Mutu, palla giocata centrale da Prefumo. Fiori, postazione, si abbassa De Murtas, tocca, riceve Prefumo, non accenna la pressione alta il Tortolì con le due punte che sono Vinci e Pasquale. Palla in avanti di Fiori a cercare subito un movimento verso Serpi, chiude bene la difesa del Tortolì che riparte. Marcic direttamente da Ferraris, in avanti il movimento di Pasquale, chiuso da Fiorin, fallo laterale, rimessa dunque in zona offensiva per gli ospiti, subito in avanti con Orru dalla destra. Vicino a Pili, la palla è servita verso Vincis, tocca verso Pili, di prima intenzione verso Pasquale, la palla che passa sul secondo palo, c'era Contu, è arrivato però in anticipo Pillittu, raccoglie e sistema Prefumo. Fiori, stavolta si abbassa Puddu, riceve, non c'è movimento a centrocampo. Mutu gioca ancora dietro, Prefumo non ha un buon controllo, non c'è neanche la pressione. Puddu, Fiori, baricentro basso del Tortolì, si alza quello del Cus, sbaglia il tocco Puddu verso compagno, sarà dunque rimessa e possesso per il Tortolì. Marcic in avanti, Pasquale, colpo di petto senza però riuscire a fare sponda, con le mani Piroddi, gioca dietro Fiori, ancora il capitano del Cuscagliari, Prefumo, solito giro palla e poi scarico in avanti dove non può arrivarci Serra, la finisce direttamente sulla panchina del Tortolì.
Dunque rimessa ancora laterale, sempre sullo stesso lato, dove Ferrareis lascia Marcic. Poi cercare direttamente Pasquale. Ferrareis, centrocampo, gli ruba il pallone Puddu. Mudu. Profumo in avanti a cercare il movimento di Serpi anticipato. Vincis, colpo di testa Pasquale, anticipato anche lui da Puddu. Mudu all'indietro, Fiori deve liberare, la fa scorrere andando al bar Vincis e poi sbaglia, l'appoggio, regala la palla a Dorru. Si accentra. Ferrareis, tocco dietro, colpo di testa. Puddu a liberare. Adesso diventa una confusione totale nella metacampo del Cus Cagliari. Ancora Marcico con le mani. Movimenti, Vincis a vuoto, la palla diventa buona per Orru in area di rigore. Orru la mette in mezzo, primo palo Pillittu. Facile la presa del portiere del Cus Cagliari. La mette giù. E la gioca lì vicino. Profumo, Puddu, 1-2. Lo scarico da Fiori. Ancora Puddu. Profumo. Continua a girare palle il Cus Cagliari. Lo scarico in avanti a cercare Perra. Chiuso. In un primo momento poi Mudu cade senza trovare il fallo. Allontana la difesa del Tortolì con Serra. Direttamente alle parti di Pillittu che tocca verso Fiori. Centrale, ha rischiato qualcosa in recupero Pirodi che poi rimedia. Fiori. Puddu. Passa a 3 la difesa del Cus adesso. Fiori centralmente. Si gira Pirodi, riesce a farlo bene centralmente, poi perde palla. Ferrareis recupera il Tortolì che adesso è in superiorità numerica di 1. Ferrareis guarda la porta, poi allarga Orru di prima intenzione. Pasquale, destro di Pasquale, schiacciato. Parata facile per Pillittu. Prima occasione per il Tortolì che lascia comunque giocare il Cus Cagliari, che però non ha ancora trovato un piccolo possesso all'interno della metacampo ospite. Mudu prende campo, poi lo scarico su Perra di prima intenzione, bello il tocco verso Melis, ancora Perra sulla destra, suola dietro, Mudu al tempo di rincominciare da Profumo. Adesso alza il baricentro del Cus Cagliari, entra nella metacampo del Tortolì. Mudu. Vincis. Scusa, Melis. Ancora Mudu. Riesce a chiuderlo in qualche modo Florenze. Poi commette fallo il numero 20 del Cus Cagliari. È stato quel calcio di punizione per il Tortolì che può respirare. Vediamo se adesso il Cus Cagliari accenna una pressione alta, visto che il Tortolì si trova vicino alla bandierina e si presume anche un lancio profondo. Lancio lungo che infatti arriva, colpo di testa di Vincis da allungare verso Pasquale. Contu si accentra, Contu col sinistro, Pasquale, bella la trama in area di rigore, Pasquale ce l'ha sul sinistro, la mette in mezzo, alta dove non c'è nessuno però. Riuscita a liberare il Cus Cagliari che adesso deve completare il disimpegno con Perra. Il tocco all'indietro verso Mudu, poi Melis da Puddu che la gira, lo fa bene da Pirodi di prima intenzione, centralmente da De Murtas che allarga da Serra, 1 contro 1 con Marcic. Serra, doppio passo, bella l'imbucata per De Murtas in area, De Murtas chiuso all'ultimo, colpo di testa a vuoto. Riesce comunque a recuperare palla del Cus che prova l'imbucata verso Perra. Ancora Pirodi. Mudu. Palla in avanti, secondo palo. Marcic, bravo a farla passare. E poi a servire. Ferrareis. Incontro Vincis.
porta via l'uomo Pasquale, chiede forse un fallo da parte di Prefumo, che secondo l'arbitro non c'è stato. Pillito allora. Prefumo, passa ancora a 3 la difesa del CUS. Fiori, sinistro, in avanti, cercare un altro movimento, sempre da parte di Serra. Area di rigore per l'11 che la mette in mezzo, deve liberare in qualche modo Forense, direttamente in fallo laterale. Anche l'arbitro colloquia con Pili, forse per qualche protesta di troppo. Comunque Pirodi con le mani, gioca lì vicino Serpi, recupera con fallo il Tortoli, calcio di punizione. Siamo al 10° minuto di gioco, 0-0 ancora il risultato fermo tra CUS Cagliari e Tortoli, entrambe a pari punti in classifica, quinta e sesta. Pili, Marcic, Forense, scambia centralmente, si va addirittura dalle parti di Tangiano che tocca il suo primo pallone. Pili deve tornare dalle parti di Tangiano, che adesso sicuramente andrà a lungo, infatti è così. Cercare direttamente Pasquale che la lascia passare verso Vincis, capisce tutto Prefumo e si rifugia da Pillittu. Fiori, Puddu da Prefumo, ancora Puddu, il lancio verso Perra, ha capito tutto Forense, arriva Tangiano in uscita, la blocca, la fa sua. Mette giù palla Tangiano e poi lancia, colpo di testa di Ferraris che è fortunato nel rimpallo. Puddu la mette giù, favorisce però Vincis che la tocca verso Contu, Pasquale, l'1 contro 1 con Fiori, colpo di testa di Fiori che poi riesce addirittura ad evitare il calcio d'angolo. Capitano del CUS Cagliari, si gioca dunque vicino alla bandierina, però con una rimessa laterale a favore degli ospiti. E Contu con le mani, giocata lì vicino, 1-2, ancora Contu, può metterla in mezzo, preferisce servire il compagno, la palla col piede di testa da Vincis, sopra la traversa di poco, la seconda occasione per il Tortolì, non troppo insidiosa però, si rimane fermi solo a 0-0. Forse la prima era un po' più pericolosa, se in qualche modo Pasquale non avesse schiacciato troppo il pallone avrebbe inquadrato i pali con più forza. Prefumo, palla in avanti, Perra tocca, fuoriesce però Forense che allontana, Vincis la tocca lì vicino, allora Serra, Ferraris larga tutto verso Orru, c'è Pasquale che viene incontro, poi fa sovrapposizione, Pili centralmente, non viene servito, Ferraris non si intende con Orru, che chiede scusa, la palla arriva direttamente dalle parti di Pillito che raccoglie, con calma gestisce e come sempre il Tortolì non accenna alcuna pressione. Palla lunga,
Buono il tocco di Serra verso Pirodi, chiuso all'ultimo momento, rimessa per il Cuscagliari. Con le mani il Cus Serpi, giocata dietro, rischiosa, Fiori riesce a cavarsela su Vincis col sinistro da Perra, chiuso da due avversari, da Conto e Forense. Vince il numero 21, accenna il tocco di Perra, sarà dunque calcio di punizione, possesso da dietro per il Tortolì. Tangiano, Forense, si riparte dall'estremo difensore, chiusi gli spazi dietro, allora Tangiano lungo da Vincis, colpo di testa però di Prefumo. Puddu di prima intenzione, alza un campanile, colpo di testa di De Zanne, direttamente fuori. Mudula gioca, gestisce male per il Cuscagliari, Pasquale da solo, deve far salire la squadra e ci riesce. Dall'altra parte arriva velocissimo Contu, si ferra Reis che però viene chiuso all'ultimo da Pirodi, che è bravo poi a superare il 14, a guadagnare anche il fallo con una sbracciata, però giallo. Il fallo l'ha commesso Ferrareis e poi ha visto una manata di Pirodi ai danni di Ferrareis. Dunque giallo, il primo cartellino arrivato al 15° minuto di gioco del primo tempo. Al momento del fischio ancora la manata non era arrivata, poi c'è stata in un secondo momento. Cartellino forse si può dire giusto, calcio di punizione per il Cuscagliari. Adesso Fiori aspetta un attimo prima di battere questo calcio di punizione. Deve avere anche l'ok dell'arbitro che ha segnato dunque il cartellino ai danni di Pirodi. Si gioca, Puddu si abbassa ancora lui a impostare. Prefumo, non rischia Pillitto, la gioca su Fiori. Melis ancora Fiori, Puddu avanti a cercare movimento di Serra, troppo lungo il tentativo di Puddu. Vincis, Serra dall'altra parte, Contu 1 contro 1 con Mudu, arriva al raddoppio Contu centralmente, Pili chiama palla Ro, Pili lo vede, lo serve però male, anticipo di Pirodi, Puddu dietro. Litto in avanti, il colpo di petto di Marcicca. Serra, ci prova direttamente dal centrocampo. Il tentativo di Marcic ha visto fuori dai pali Pillittu. È stata un'ottima idea perché non ci è andato molto lontano dai pali di Pillittu.
Poi è vero che esce una volta su 100 questo tipo di gol, alla fine non ha perso nulla. Vincis, colpo di testa, Prefumo però in anticipo su Pasquale, riesce anche a coprire bene col corpo. Mantiene troppo il pallone, infatti lo perde Pili. Ora c'è la possibilità di andare verso Pasquale, non l'ha visto Vincis che ha preferito riandare da Pili. E qua erroraccio anche da parte della punta del Tortolì. Poteva sfruttare meglio l'occasione, rimane comunque in avanti la formazione ospite. Contu, 1-2 con Serra. Arriva ancora il 18 del Tortolì. Inciampa, non c'è fallo. Serra sul primo palo, la chiama Pillittu, la fa sua. Vediamo se c'è tempo per trovare lancio in profondità che arriva adesso verso Serra. Ancora Marcic, Ferra Reis, colpo di testa vuoto, arriva Vincis, fallo, calcio di punizione. Si fa anche male Vincis, rimane a terra. Si rialza però il numero 9. A battere Pili, questo calcio di punizione per il Tortolì. Calcia Pili sul secondo palo, la chiama e la fa su a Pillittu che preferisce raccogliere con le mani piuttosto che farla passare in rimessa dal fondo. Prefumo da solo è un difensore e si vede, non riesce a saltare Serra. Una confusione che porta alla fine al possesso del Cuscagliari con Mudu. Non ha soluzioni, deve buttarla in avanti Melissa vuoto, colpisce Forense, Vincis prova a difenderla a Soppudu che commette fallo, si aggrappa, facendo anche l'arbitro con le mani. Si aggrappa l'avversario e commette fallo. Puddu, Pili la gioca. Ferra Reis da Marcic. De Zanne. Direttamente da Tangiano. Lancio lungo. Profondo dalle parti di Vincis. Colpo di testa a favorire Pasquale. Palla troppo lunga. Fiori. Prefumo, la chiusura di Contu, Serra, fallo di Melis, senza cartellino, giudicata che qua. Pili gioca subito Ferra Reis, attaccato. De Zanne, Pili. Sinistro di Marcic in avanti a cercare Ferra Reis. Su Fiori non riesce a passare, poi commette anche fallo, bravo Fiori a usare il corpo. Ventitreesimo minuto, 0-0, siamo alla metà del primo tempo. Contu, Pasquale, Pili col sinistro, Ferra Reis ha spazio per provare a calciare e lo fa, viene però chiuso dalle mura del Cuscagliari. Marcic, Ferra Reis,
con l'esterno, chiede anche un fallo di mano, c'è però rimessa laterale. Con le mani Tortoli, primo palo, diventa una rimessa lunga, poi Pili di prima intenzione, facile anche qui per Pillitu, terza conclusione verso i pali dell'estremo difensore del Cuscagliari da parte delle Tortoli. Serra, Piroddi, già ammonito, ovviamente non deve rischiare. Tangiano, si incomincia direttamente da lui. Palla lunga, sbaglia il tocco, colpo di testa De Murtas, altro colpo di testa, poi Puddu la mette giù, Mudu, Pili verso Pasquale, palla uscita, visto adesso l'arbitro, poi grandissimo gol di Vincis a palla ferma, si lamentano anche dalla panchina del Tortolì, grandissimo gol di Vincis a palla ferma, chiaramente anche Pillito non si è mosso, però la palla era uscita. Mudu, Melis riesce a difendere la perra in qualche modo, alla fine l'ha aperta in mezzo a tre avversari, Pasquale riesce a passare su Prefumo, arriva bravissimo Puddu poi da dietro. Fiori, lungo a trovare Serra, buono lo stop di esterno, Marcic chiude con il corpo, guadagna fallo, poi lo scambio fra i due di fair play. Pili ha già giocato e le Tortoli. Sulla destra Orru, torna dietro Marcic, De Zanne imposta dietro il Tortolì con Forense, si torna dalle parti di Tangiano, adesso partita che rimane chiusa, sia solo 0-0 anche tra conclusioni, nessuna chiara occasione da gol fra le due squadre. Pasquale trova Ferraris sulla destra, è chiuso da Piroddi, sarà rimessa laterale a favore delle Tortolì, che fa vedere qualcosa in più in campo rispetto alle Cuscagliari, che ancora non ha visto i pali di Tangiano. Insomma, vediamo come si può sbloccare questa partita. Tocco su Vincis, Orru può metterla in mezzo a tanto spazio per farlo, lo fa, trova la deviazione e trova il primo calcio d'angolo del match, arrivato al 26esimo minuto. Fino ad adesso 0 tiri dalla bandierina per entrambe. Adesso Pili comincia già a chiamare lo schema ancora prima di mettere il pallone sulla bandierina. Arriva infatti Contu e lì vicino ci deve essere chiaramente la distanza di Serra e De Murtas, vanno in due a pressare, vediamo come la gestisce comunque il Tortolì. Contu e Pili sul pallone, sale anche Forense, ma l'ultimo uomo Serra, palla in mezzo di Pili dopo il tocco di Orru, sarà calcio d'angolo dall'altra parte però. Anzi no, perché il pallone era già uscito dalla traiettoria di Pili, diventa dunque rimessa dal fondo per il Cuscagliari. Puddu, Mudu, ancora dal centrale, si gioca sempre dal 20 sulla destra, si accentra Mudu, ancora Puddu, solito lancio, anche qui molto difficile, trova però la deviazione forse di Marcic, che c'è stata, sì, dunque rimessa per il Cus. Piroddi con le mani,
Serra in qualche modo la difende, può essere pericoloso dalla sinistra. Prova a forzare l'imbucata, che però non risulta buona. Pili allontana 2 volte, Marcic, Orru la mette giù. Di prima intenzione provata a cercare Contu Serra. Mutu attacca adesso il Cuscagliari, trova la deviazione di Contu, che si rifugia in fallo laterale. Pili in avanti, sempre nella stessa zona. Risultato fermo, sempre solo 0-0. Movimenti in avanti di Perra, De Murtas, palla verso il 9. Tocco lì vicino, Mudu la può mettere di prima intenzione, lo fa al limite dell'area. Serra può ripartire adesso, Vincis, non è rimasto nessuno avanti. Puddu si abbassa tutto il Tortolì dietro la linea del pallone, tranne Pasquale. Adesso anche lui va a difendere e si alza dunque il baricentro del Cuscagliari. Puddu, Pirodi centralmente perde palla, adesso può diventare un buon contropiede che però non viene sfruttato da Ferraris, che non si è inteso con Vincis. Recupera il Cuscagliari e la gioca. Profumo, Puddu gira verso Fiori, ancora Puddu, Profumo, sempre giro palla fra i 3 centrali. Anche il Cus dunque si sposta con un 3-5-2 praticamente. Qui la trama del Cus che non funziona. Recupera in un primo momento Orru, gestisce però ancora la formazione di casa. Mudu sale, prende campo, gioca lì vicino. De Murtas lascia bene passare, ce l'aveva sul sinistro, l'ha capito Pili, poi allarga bene Serra, poteva lasciar scorrere, non c'è fallo qui secondo l'arbitro Ferraris su di lui, invece viene commesso il fallo da De Murtas. Orru passa in mezzo ad avversari, non su 3, Melis recupera, Serpi non arriva sul pallone, non ha toccato tante volte la sfera. Occhio qui invece il lancio verso Pasquale, chiuso da Profumo, regge ancora il muro del Cuscagliari sulle 2 punte che sono Vincis e Pasquale. Ferraris lo scambio con Orru, la palla viene messa in mezzo, il colpo di testa favorisce quasi Pasquale. Alla fine Perra per riuscire a liberare in copertura, ancora Pasquale. Pili, Contu, incomincia Serra e lo fa su Forense. De Zanne, Marcisio, De Zanne, giro palla su Forense. Serra si è abbassato, non c'è lo scarico centrale su Pili, non c'è la pressione manco di Serpi, allora gira, e per capire qualcosa in più il Cuscagliari si
imposta, occhio qui intanto Da Vincis l'imbucata verso Pasquale, eccolo il gol del Tortolì, forse meritato, che passa in vantaggio con Pasquale. 0-1 a Elmas. Forse anche il più pericoloso, l'abbiamo visto provare anche a inizio partita con un pallone schiacciato. Il gol di Pasquale a portare avanti gli ospiti con lo 0-1 in uno scontro diretto fondamentale. Dicevamo durante l'azione delle Tortolì che in fase di impostazione, dunque in fase di possesso, il Cuscagliari si mette con il 3-5-2, quando deve difendere, dunque in fase difensiva si imposta con il classico 4-3-3 del Cuscagliari, mentre il Tortolì rimane con il suo 3-5-2 per tutto il girone d'andata, la 17ª giornata. Sono 34 minuti sul cronometro, con risultato di 0-1 per il Tortolì. Il gol di Pasquale a portare avanti gli ospiti. Si riparte con lo Cuscagliari che adesso deve reagire. Fiori. Serra, ancora Fiori. Pillitto. Fiori. Ecco, vedete come Puddu si abbassa e diventa un 3-5-2. De Zanne recupera. Profumo sale, prende campo, alza questo pallone, colpetta all'indietro Tangiano, è bravo a servirlo Ru, con freddezza, con calma. Tangiano. Occhio qui all'attacco di Pasquale, ancora una volta Vincis su Fiori che non accenna il colpo, forse anche un tocco di braccio involontario, però subisce fallo Piroddi. Sono praticamente 9,5 più recupero al termine del primo tempo. Puddu. Pillitto. Riesce a recuperare il Cus con Piroddi. Pili ruba palla, difende bene il Tortolì. Marcic. Orru sbaglia, recupera, anche che Serra inciampato. Orru riparte adesso il Tortolì dall'altra parte, di vicino c'è Pasquale. Orru da solo si accentra Ferrareis, allarga per Pasquale. Pili, andiamo solamente in mezzo, finisce allargarsi, non ha più lo spazio. Allora torna dietro, Marcic. Bene in avanti, saprò il movimento di Ferrareis. Palla che finisce fuori, sarà dunque possesso per il Cuscagliari, che come dicevamo anche in precedenza non è ancora arrivato dalle parti di Tangiano, non ha mai calciato verso la porta, rispetto al Tortolì che l'ha fatto 3 volte. Una di queste è stato il gol di Pasquale alla sua seconda conclusione. Profumo.
Rimane alto questa volta Puddu, che riceve, si abbassa De Murtas, Prefumo, rischia qualcosa, riesce comunque a passare, poi di prima intenzione l'anticipo di Marcic su Pirotti, ancora il 6 contro Serra, riesce ad avanzare, grande giocata di Marcic che infatti riesce anche a far trovare la punizione, cioè il cartellino giallo per Serra. Sono 2 gli ammoniti per il Cuscagliari, che adesso deve sicuramente chiarire un attimo le idee. Sono Pirodi e Serra, tutte e 2 nella corsia di sinistra, terzino ed esterno. I 2 ammoniti del Cuscagliari, calcio di punizione dunque per il Tortolì. Pili a battere, vediamo come gestisce formazione ospite, se voler mantenere il possesso oppure addirittura provare a mettere in mezzo questo pallone. La gioca infatti vicino Pili, De Zanne, Marcic, Pili, adesso ha il tempo per metterla, la chiama Forense, Serra, eccolo adesso il pallone verso il 21, De Zanne, possesso tranquillo per mantenere il vantaggio e chiudere il primo tempo dunque avanti il Tortolì. De Zanne non forza la giocata, Forense, conto di tacco, quasi un autopassaggio dopo il tocco di Mudu. Serra sventaglia, reparti di Orru, anticipato col colpo di testa. Serra la mette giù, Pirodi, dietro De Murtas, Puddu, riesce a passare in qualche modo Serra, c'è spazio verso Mudu, viene servito, davanti non c'è nessuno, c'è solo Serpi, però infatti torna da Prefumo, Fiori, Serra, Ferrareis in pressione, si aiuta con le mani, commette fallo. Palla in avanti, Fiori, tunnel su Pasquale, poi la alza verso Serra, ancora Marcic, fase difensiva perfetta del numero 6. Puddu allarga Serra, Orru in pressione, Serra va sul sinistro, la mette in mezzo, De Zanne libera direttamente sulla panchina del Tortolì, poi c'è un colpo di tacco magico dalla panchina. Di Salvatore Mereu, con le mani a giocare Pirodi. Pili, Vincis deve far salire la squadra, torna dietro però Marcic, Orru trova la deviazione, la palla non è uscita, sì, non ha però segnalato il guardalinee. Con le mani Marcic, profondo da Vincis, poi arriva direttamente alle parti di Pasquale, anticipato da Fiori. Orru, palleggio, subisce anche fallo, lo commette De Murtas, calcio di punizione ottimo per guadagnare il possesso, guadagnare soprattutto secondi in minuti importanti. Puddu,
Serra recupera la palla, dunque il Cus sulla sinistra, ancora il solito Marcic a chiudere, non si passa da quel lato. Può ripartire adesso il Tortolì in contropiede con Vincis, non c'è nessuno a sinistra, infatti Vincis torna dietro da Pili con calma, incomincia Orru, Pili, gestione da dietro con De Zan, Forense, centrale, ancora Pili, Serra lascia passare, ha pensato che ci fosse stato conto, invece non è così. Mutu raccoglie con le mani, deve battere veloce. Se il Cus in quest'ultimo minuto e mezzo più recupero vuole almeno pareggiarla e chiudere sull'1-1 il primo tempo. Serpi ha toccato forse meno di 10 palloni e questo fa capire quanto c'è difficoltà ad arrivare dalle parti della punta. Tangiano, De Zan, con calma tutto il tempo, si torna da Tangiano. Palla lunga, Vincis, bello il passaggio verso Ferrareis che subisce fallo da posizione ottima per poter chiudere in avanti il primo tempo il Tortolì. Calcio di punizione da ottima posizione. Sul pallone c'è Pili, da quanto ho capito accompagnato da Marcic. Pili col sinistro, anzi no, c'è Contu. Pili lo vediamo all'interno dell'area di rigore. Allora Contu e Marcic, si presume vada col mancino il numero 18 del Tortolì. Fischia l'arbitro, va con tu, non la prende Pillittu, alla seconda sì, in due tempi riesce a bloccarla, pericoloso tentativo di Contu. Lancio lungo, colpo di testa di Orru, Ferraresi in anticipo, gli ruba però palla, Pirodi torna dietro da Pillittu, non serve a niente, quindi bisogna andare in avanti per il Cuscagli. Puddu si imposta ancora a 3, Fiori, lungolinea, buona la trama con Pirodi, Serra, alla fine capisce tutto il Tortolì. Marcic, Vincis, Pili gestisce con calma, lo fa bene il Tortolì, guarda il cronometro l'arbitro, fischietto in bocca, però tempo per un'ultima azione, no, fischia due volte l'arbitro, finisce il primo tempo di Cuscaglieri e Tortolì, un Cuscaglieri che non ha mai calciato verso i pali di Tangiano, l'ha fatto per 4 volte il Tortolì e ha trovato il gol del vantaggio con Pasquale. Chiude dunque il primo tempo in vantaggio la formazione ospite. Noi ci vediamo tra qualche minuto per raccontare il secondo tempo. A dopo. Medea è la società del gruppo Italgas attiva nella distribuzione del gas naturale in Sardegna. Medea è presente in maniera totale o parziale in 24 dei 38 bacini in cui è suddivisa l'isola, compresi i capoluoghi di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano.
Con i suoi 2700 km di reti e 98 depositi criogenici di gas naturale liquefatto, Medea è la società che nel 2020 ha portato per la prima volta il metano sull'isola. Attualmente 104 comuni e 51.000 clienti hanno la garanzia di una fonte di energia sicura, affidabile e più economica di altre tradizionalmente utilizzate sull'isola. Su medeagas.it sono disponibili tutte le informazioni utili dedicate alla società, le promozioni relative ai nuovi allacci alla rete del metano, le attivazioni della fornitura, i contributi per la realizzazione e l'adeguamento degli impianti. Su medeagas.it trovi tutto il necessario per consentire il servizio di distribuzione del nuovo gas naturale nel tuo territorio. Medea, sicurezza, affidabilità e innovazione per la Sardegna. Idrosistemi da oltre 30 anni è il punto di riferimento in Sardegna per la distribuzione di prodotti per acquedotti e fognature. Siamo a Sestro, uscita di Cagliari, abbiamo un piazzale di circa 15.000 metri quadri e magazzini coperti uffici per circa 1.000 metri quadri. Durante questi anni, oltre al settore tradizionale core business, acquedotti e fognature, abbiamo sviluppato il settore dell'irrigazione e molto importante anche il settore dell'impiantistica sia civile che industriale. Oltre ad avere i principali marchi a livello nazionale, abbiamo una struttura commerciale di tecnici commerciali sempre a disposizione dei nostri clienti per preventivi, consigli e assistenza. A livello nazionale, Idrosistemi fa parte del principale consorzio del settore, il Consorzio Griffone. Siamo in grado dunque di fare qualsiasi tipo di fornitura in tutto il territorio, alle stesse condizioni che possiamo praticare qui in Sardegna. Non vi resta che venire a trovarci per conoscerci personalmente. Torna in Serie D. Lancio ancora verso Ugo. E solo Ugo prova il diagonale. Linea di rigore basso da Palermo. Mendes! Verso Altolaghire sul secondo palo. Rovesciata di Dumbuya. Ancora Dumbuya per la rovesciata. Che la rimette al centro sul secondo palo, dove c'è poi Greco che trova un angolo impossibile. Suggerito per Barresi e il gol da parte di Barresi. Il Cekic riapre la partita. Baldassi, che capolavoro del numero 10, un gol straordinario. Cascero ha dovuto col portiere Cascero. Ilva Maddalena in vantaggio. Minuto 36 del secondo tempo. Esterno Zaidi, sua posizione, Pilloni! Si va da Calarco. Calarco! Solo lui la poteva chiudere. A dritto in porta di Gennaro, un capolavoro. L'avevamo detto, non va, ma una tripletta sontuosa, clamorosa, quella di Di Gennaro. Comuni guadagna la permanenza in Serie D. Montis che può mettere in mezzo un buon pallone per De Mutis. Di Aramu, Calaresu, la tiene, prova Calaresu. E qua ci prova Macchero! Ci prova Macchero! Tocco corto per la botta in porta. E l'1-0 di Giuri Senesi. Poi in linea di rigore Luvumbo. Aloia porta via il pallone, calcia addirittura verso la porta, Aloia! Con il muro vincente. Ed eccola qua, la festa. E vuol dire promozione, vuol dire tornare in Serie A.
Dallo scorso mese di maggio Facebook non permette più la produzione di eventi live a pagamento. Noi non siamo stati a guardare. Per venire incontro alle società sportive dilettantistiche, in estate abbiamo sviluppato il nuovo e-commerce di Directa Sport. La procedura è semplicissima. Accedi all'area dedicata, clicca sul link dell'evento che vuoi acquistare, aggiungi il prodotto al carrello, paga il servizio con PayPal o carta di credito e vivi in esclusiva con il tuo personale dispositivo l'atteso evento sportivo. Sei una società sportiva? Vorresti produrre a pagamento sui tuoi canali social la diretta della tua gara, dirottando gli introiti sui tuoi conti associativi? Chiamaci, la piattaforma di accesso la forniamo noi. Non perdere tempo, chiamaci al 347 45 41 255 o invia una mail a commerciale@directasport.it. Directa Sport, la TV dello sport, sempre più per lo sport. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfer da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno.
Siamo tornati per seguire il secondo tempo di Coscagliari e Tortolì, il risultato di 0-1 col gol di Pasquale. Si è chiuso così il primo tempo con lo scontro diretto dell'ultima giornata del girone d'andata del campionato di promozione Girone A in Sardegna. Tortolì che è passato avanti con Pasquale e adesso tocca il primo pallone del secondo tempo proprio con l'autore del gol. È tutto pronto per l'arbitro, il direttore di gara, a cominciare il secondo tempo. Un Cus che vediamo come rientra dai primi 45 minuti, dove non c'è stata una conclusione verso i pali. Di Tangiano dovrà sicuramente reagire. Incomincia adesso il secondo tempo. Pili in avanti, la giocata verso Vincis, il colpo di testa subito a far da sponda verso Pasquale che non controlla bene, infatti il pallone finisce subito sul fondo. Possesso per il Cus. Fiori si imposta ancora a 3. Puddu, giocata a destra. Profumo. Le squadre sono rimaste sempre quelle in campo. Fiori, giocata in avanti dove però non c'è il movimento di nessuno. Marcic tocca in avanti, colpo di testa di Fiori. Vincis cade giù, subisce fallo, calcio di punizione. Pili dietro, Marcic gira a De Zan. Palla in avanti ancora di Marcic, troppo lunga verso Ferraris, rimessa dal fondo. Profumo, giocate in avanti dalle parti di Serra. Il fallo subito, il cartellino giallo anche qui per Profumo. Altro giallo in casa Cus. Da quanto ho capito c'è stato anche un cambio, dunque. È entrato Siddu ed è uscito Perra per il Cuscagliari. C'è da confermare questo cambio. C'è intanto calcio di punizione per il Tortolì. Pili calcia direttamente verso la porta, palla alta sopra la traversa. Puddu, intercetta in qualche modo il Tortolì. Poi Vincis, colpo di testa a Serra. De Murtas.
Tangiano. Colpo di testa di Fiori, Serra, 1 contro 2, Arcic su di lui, Pirodi, centrale, De Murtas, Puddu, Fiori, non riesce ad arrivarci in modo. Confermato dunque il cambio, è entrato Siddu al posto di Perra. Pasquale difende bene, poi cambia lato per Sorro, palla troppo lunga, Pirodi. Fiori. Pillito. De Murtas. Serra si è allargato, Pirodi. Ancora De Murtas. Fiori. Sbaglia il tocco centrale, Serra recupero. Conto. Pili. Sventaglia dalle parti di Ferrareis, palla troppo lunga però. De Murtas. Melis. Prefumo in avanti, Melis la tocca, Pili. Qui Serra chiusa da 2 avversari, perde palla. Contu. Ha commesso fallo il Tortolino. Fiori. Tiro di da De Murtas, gestisce Puddu, lungo dalle parti di Mutu che però non ci arriva, palla abbastanza veloce. Tangiano con calma, partirà la rimessa dal fondo. Chiama sulla squadra Melis, tocca De Zanne e poi Sid non riesce a passare, guadagna comunque il possesso. Pili col sinistro, colpo di testa, Melis, centro area, non riesce Serpi, poi Pirodi col sinistro, alto il suo tentativo. Tangiano lungo, per di testa di Vincis, però non arriva dalle parti di Pasquale. Eccolo Vincis ancora verso Pasquale, deve correre Pirodi in anticipo, cade, Pasquale commette fallo.
Serra sulla sinistra, riesce a passare non su due avversari, Marcic lo chiude ovviamente, chi se non lui. Fiori centralmente, Melis. Palla al centro, colpo di testa. Arriva poi da lontanissimo Prefumo, trova la deviazione. Tangiano blocca e fa su. Palla in avanti verso Serra, posizione regolare Serra. Si alza poi la bandierina. C'è un cambio doppio per il Cuscagliari. Melis e Serpi escono. Dai Pippo, dai Ricky. Ed entrano Balloi e Balduzzi. Pasquale controlla la palla in mezzo, l'imbucata verso Contu che però era fuori gioco, si alza infatti la bandierina, gioca per vantaggio il Lucus. Pillitto da Serra, anticipo di Marcic, Ferraris, Orru, Marcic trova l'ultima deviazione di Serra, risulta De Zan come se avesse segnato. Ferraris, Serra subisce fallo. Prefumo, Mudu. Tocca palla Baldussi. Sbaglia però il tocco verso il compagno. Tredicesimo in corso, 0-1, ancora Pasquale a decidere. Palla centrale verso Balloi, non arriva. Piroddi. Baldussi, l'imbucata, Tangiano. Rimane lì adesso il Tortolì con Tangiano che però va a lungo. Serra la gioca con Tu, sua posizione Pasquale, palla troppo lunga, non ci arriva all'11. Prefumo è costretto a giocarla da Pillitto, rischiosissimo su Pasquale. Infatti arriva il recupero di Vincis, la tocca dietro Serra, vede la porta libera, ne approfitta Serra dall'uscita di Pillittu, il raddoppio del Tortolì che poi va a esultare sulla panchina. 0-2, erroraccio di Pillittu, uscito. Ma più che erroraccio di Pillitto direi Prefumo non avrebbe dovuto servire il portiere.
Serra ha visto la porta libera ed è 0-2 per il Tortolì. Ferraris, l'imbucata verso Pasquale, anticipo Fiori, poi Pirodi dall'altra parte, si accentra, viene trovato Balloi, rimessa per il Tortolì, l'ultimo tocco di Mudu. Fiori sulla pressione di Ferraris, sbaglia Fiori, occhio qui adesso a Ferraris, l'imbucata per Pasquale, ottimo il controllo, era un'ottima idea più che altro, controllo forse un po' meno. Fiori, Baldussi, Prefumo, spazio per andare in avanti, Baldussi, Mudu sulla destra, col sinistro in mezzo bloccato, De Murtas, stop, De Murtas sul pallone, difensivamente De San, 2 volte, riesce a liberare, Ferraris alza un campanile, in qualche modo Contu su Vincis, chiede scusa, non ne ha più. Siddu, Baldussi, spazio per Fiori, viene pescato. Prefumo, centrale, Pirodi, riesce a passare, Pirodi, l'imbucata verso De Murtas, Tangiano. Baldussi, allarga, Siddu col sinistro in mezzo a cercare Balloi, colpo di testa ad anticipare, Puddu carica la conclusione, preferisce però allargare, Mudu palla in mezzo, ancora verso Balloi, colpo di testa che forse poteva favorire a Serra, non è così però, c'è rimessa laterale per il Cus che rimane in avanti. Fiori, gioca dietro, Baldussi, scivolata deve recuperare, Puddu, supera un avversario, poi alza verso Pirodi, palla che schizza sul fondo. Cambio, anche per il Tortolì, esce l'autore del gol. Il primo in questo match, Pasquale, al suo posto entra con la numero 10 José Juan Pablo.
Tangiano andrà a lungo, come al solito. De Zan, colpo di testa di Murtas, favorisce Serra, anche lui a segno. Primo pallone toccato da Oses. Ferraris, movimento di Oses, Ferraris guarda la porta, calcia male. Fiori allarga subito, reparti di Siddu, 1 contro 1 con Forense. Siddu va sul sinistro, si accentra, cambia lato da Serra, stop, Serra in aria, va sul sinistro anche lui. Rigore, calcio di rigore per il Cus, che adesso può trovare la sua prima conclusione verso la porta e vediamo dagli 11 metri cosa combina. Forse esagerato qui, si può dire. Non è compito nostro chiaramente valutare le entità dei contatti che avvengono all'interno dell'area di rigore. Guadagna il tiro dagli 11 metri e proverà a trasformarlo con la numero 11, Serra. Serra contro Tangianu, fischia l'arbitro, parte Serra, spiazza Tangianu, riapre tutto il Cus, 22 minuti sul cronometro, 1-2. La riapre il Cus col suo primo tiro verso la porta agli 11 metri su calcio di rigore. Serra riapre tutto. E adesso vediamo come si svolge quest'altra metà di secondo tempo. Litiga qui Fiori col pallone, Vicis glielo strappa a Orru centralmente. Ferraris l'imbucata verso Sesse che non c'è. Poi sbaglia tutto Baldussi. Con calma Orru. Balloi perde palla. Orru. De Zang. Scivola Serra. Narcic alza Oses, far da sponda su Ferraris, sempre sullo stesso lato Fiori. Rimessa ancora per il Tortoni. Cicca ancora con le mani a liberare il Cus. Occhio a Balloi che insegue il pallone. De Zang prima di lui, la difende De Zang che non può far altro. C'è il fallo commesso da Balloi. Colpo di testa. Adesso Siddu dall'altra parte del Cus vuole reagire per trovare il pareggio. Buona la trama di Baldussi. Ancora Mudu. Riesce a passare, a metterla in mezzo. Deviazione, la palla non esce. Baldussi, prima intenzione, trova un'altra deviazione. Balloi raccoglie. Poi sbaglia, tocca verso Piruddi. Lascia scorrere Orru.
Adesso Marcic con calma, con tutta la calma di questo mondo. Fiori. Profumo, larga Mutu. Puddu. Ritorna da Profumo. Fiori. Baldussi la giocata su Profumo. Sid la chiama. Profumo deve tornare dietro. Da Puddu. Non viene però trovato Mutu sulla destra. C'è un altro cambio. Esce De Murtas. Entra Zucca. Può essere un'ottima opzione adesso. In avanti, il numero 17 del Cuscagliari. Con le mani Contu. In avanti, cercare a destra, non viene trovato. Profumo. Rincomincia da Pillitto. In avanti, colpo di testa. Baldussi. Balloi riesce ad allungare verso Siddu, in scivolata anche lui Contu. De Zan, poi Ferrares in qualche modo a liberare verso Sess. È buona la posizione. Un po' meno. Non è riuscito manco a controllare. Puddu. C'è a terra un giocatore del Tortolì. C'è a terra Forense. Palla che viene spedita in fallo laterale. No. Si rialza Forense. La gioca il Cuscagliari che va avanti a cercare Zucca. Lascia passare Zucca in area di rigore. Non è riuscito però ad agganciare bene. Occhio dall'altra parte adesso il Tortolì con Orru. Davanti c'è solo Oses. Ferrares in sovrapposizione. L'ultimo tocco è il suo. Sì. Rimessa per Fiori. Mutu non riesce ad arrivare sul tocco di Profumo, che oggi non ha giocato benissimo. È pronto un doppio cambio il Tortolì. Esce Pili. Al suo posto entra Acosta. Esce anche Vincis ed entra Rodriguez. Tre cambi fino ad ora. Da una parte che dall'altra. Occhio qui adesso subito ad Acosta. Ferrares restituisce palla al 20 col tacco, riesce ad andare da un Rupero. Fiori
Puddu. Fiori. Giocata lunga, cercare Mudu. Ci arriva sul pallone, rimessa dal fondo. La palla in avanti a cercare il movimento di Oses. Colpo di testa a favorire Ferrareis. Fiori però in chiusura guadagna anche fallo. La batte subito Pirodi. Prefumo. Giocata in avanti verso Zucca, non ci arriva. Sarà dunque rimessa laterale per il Tortolì. 14 più recupero. 1-2 il punteggio. Le reti di Pasquale e Serra per il Tortolì. Ha risposto aprendo tutto Serra dall'altra parte. Dal tiro, con il tiro dagli 11 metri. Ferrareis non riesce a controllare. Non deve giocare Puddu, lo fa veloce Baldussi. Palla dentro, colpo di testa di Conto, ancora Baldussi, dare un po' più di qualità a centrocampo, sbaglia, regala palla Ferrareis. Orru chiude l'1-2, ancora Ferrareis, c'è spazio per andare avanti, Fiori lo chiude, Orru aveva il vantaggio, però non è stato concesso dal direttore di gara. Calcio di punizione. Fischia l'arbitro e dunque si riparte con Marcic. Colpo di testa di Contu, rimane a terra, poi Oses sul primo palo, la parata di Pillitto in calcio d'angolo. Ci ha provato il 10, ottima posizione in area di rigore. Pronto Pillitto sul primo palo a mettere in calcio d'angolo. La bandierina Contu. Col sinistro ad uscire. Palla sul secondo palo. Colpo di testa che concede ancora un tiro dalla bandierina, questa volta dall'altro lato. Sempre Contu a battere. Questa volta il mancino è a rientrare. Palla al centro, il colpo con il pugno, rimessa in mezzo
è riuscito a trovare la Costa, poi Rodriguez sul fondo. Pudu, Fiori, la giocata è su Balloi che la tocca bene verso Mutu, riesce a tenerla in campo, Mutu può metterla in mezzo, lo fa adesso, viene bloccato da Rodriguez, poi alza un campanile, Contu che diventa buono per Pirodi che la mette giù col destro. Ferraresi, ancora Pirodi protegge, non ci riesce, allora Ferraresi in contropiede, diventa un 3 contro 3, arriva adesso Rua, allora 4 contro 3, dall'altra parte c'è libero Contu, servito, Contu, in mezzo c'è Zess, Contu va all'1 contro 1, compre Fumo che non lo fa passare, in un secondo momento ci riesce Contu, serve Zess, all'indietro, 1-2, Contu, può metterla in mezzo e va da solo, ancora Zess. Preferisce non forzare la giocata il Tortolì, lo fa adesso, Puddu libera, Prefumo non riesce a tenerla in campo. Rimane in avanti con la rimessa il Tortolì. Preferisce giocarla addirittura all'indietro. Acosta 1-2 con Contu, Acosta la mette in mezzo, Orru alza corpo all'indietro, il pallone finisce molto alto. Fallo su Siddu, calcio di punizione. 8 più recupero al termine di Coscaglieri e Tortolì. La punizione del Cus che porta quasi tutti a saltare. Palla lunga sul secondo palo, Tangiano, qualcuno esulta anche come se avesse segnato, è rimasto a terra per crampi, si ferma il gioco. Adesso viene chiamato lo staff medico del Tortolì.
Rimane a terra ancora Tangiano che si rialza. Proprio in questo momento si recupererà dunque tutto. Tangiano va a lungo, centrale, sbaglia il tocco, colpo di testa, confusione, alla fine Sidu la mette giù. Riesce a passare in mezzo a 3 avversari addirittura, poi alla fine allontana De Zhang Prefumo. Puddu ancora da 23, sempre sulla destra, si gioca da Mudu. Un rimpallo perché finisce fuori, poi c'è anche uno scontro faccia a faccia quasi. La palla è giocata in avanti verso Zucca, forse c'è un tocco di mano, fallo, calcio di punizione. Calcio di punizione dalla 3/4 del Tortolì. Un Cus che adesso vuole provare a pareggiare questa partita quando mancano 4 minuti più recupero, però è stata l'interruzione anche di Tangiano. E c'è anche un cambio che però si effettuerà alla prossima interruzione. Baldussi, secondo palo, il colpo di testa di Fiori a far da sponda sul secondo palo, non ci arriva. Puddu, che ha giocato tutta la partita alla centrale, è salito e ha mancato per poco il gol. Adesso vediamo chi esce. E occhio perché sta entrando Doumbouya, non ce la fa Tangiano, anzi Tangiano si chiede il perché di questo cambio. Uscirà Ferraris, al suo posto Magia, poi esce Tangiano, entra Doumbouya. Dunque esce Tangiano, entra Doumbouya, un cambio a dir poco pericoloso, perché Tangiano stava giocando benissimo, nulla da togliere a Doumbouya, però insomma mantenere lo stesso portiere per tutta la partita diciamo che è molto meglio. Esce Mudu, per il Cuscagliari, entra Bisoffi. Doumbouya, palla lunga, colpo di testa di Fiori, Piroddi la mette giù, riesce anche a passare bene su 2 avversari, poi non subisce fallo. Dall'altra parte il Tortolì, prova il break, Serra, anzi Marcic, cade a centrocampo, subisce fallo, guadagna anche secondi preziosissimi. A 1 minuto e mezzo più recupero. Orru, il vicino Ses, servito ancora in verticale da Orru, non viene pescato però dal numero 10 del Tortolì, rimessa dal fondo già battuta. Puddu, Baldussi, Siddu costretto a tornare dietro, Bisoffi, Puddu, Fiori in avanti a cercare Balloi, colpo di testa, anticipare, ancora il Tortolì a centrocampo, Oses di vicino Ru, servito di prima intenzione, in avanti a cercare il movimento di Magia, Piroddi,
Baldussi da Puddu. Dovremmo capire quanto sarà il recupero. Dai Roby! Dai Roby! 15 secondi e poi recupero. Serra centralmente, Piroddi. Minuti finali per il Cus, provare a pareggiare. In contropiede adesso Magia, il Tortolì. Non la sfrutta però. Puddu da Pillittu. Pillittu in avanti. Costretto a giocarla su. Dove Prefuma la lascia passare Siddu Doumbouya. Anticipa tutti. E la fa sua. Palla in avanti, Fiori, colpo di testa, si appoggia direttamente da Pillittu che può raccogliere con le mani, lo fa e va in avanti. Di controbalzo, cercare qualcuno, non c'è nessuno. Prefumo, Balloi, allunga, Sossera, Marcic. Grande partita del 6. Poi Bisoffi commette fallo su Magia che guadagna la punizione. Gli applausi anche meritati dal pubblico ospite oggi ad Elmas. Il sinistro a giocare in avanti verso Contu, riesce a passare Contu in area di rigore, è bloccato poi all'ultimo, al momento della conclusione, da Bisoffi che ora riceve. Prefumo, ancora Bisoffi in avanti, la giocata verso Siddu. Colpo di testa, Contu. Prefumo, sempre su Contu, ancora Prefumo che passa. La chiusura di Acosta, esulta la panchina del Tortolì che vede vicino il traguardo sul Cuscagliari. Puddu, centrale, Piroddi. Bruttissimo fallo di Acosta, che rischio. Giallo. Ma qui la vista brutta, molto brutta Acosta. Quei tacchetti sull'avversario. Si è sentito l'impatto anche dalla nostra postazione. Insomma è stato molto rischioso. Si rialza, per fortuna Piroddi. Rischiato tantissimo davvero. Batte dunque il Cus, potrebbe essere la sua ultima occasione di questo match per poterla pareggiare. Palla in avanti, Balloi, gamba alta, sarà calcio di punizione a favore del Tortolì, secondi importantissimi e preziosissimi per gli ospiti. Batterà Doumbouya. Doumbouya prende anche il cartellino per perdita di tempo. Adesso Doumbouya batte dalle parti di Ases che però non riesce a pescare. Deve rimanere su adesso il Tortolì. Fiori, Pillittu, deve andare da Bisoffi, c'è spazio per avanzare, vediamo se adesso va su. Bisoffi deve cercare la palla in avanti, lo fa, c'è Rodriguez a mandarla.
le parti di Macia. Colpo di testa di De Zanne, tacco bello di Contu, senza però servire il compagno. Bisoffi dietro da Pillittu, si gioca. Pillittu in avanti, ultima occasione, Prefumo quasi da attaccante, Contu la mette giù, Macia, bello l'1-2 adesso che può mandare Contu da solo contro il portiere. Contu in area di rigore, Contu alto, si mangia il gol della chiusura del match. Palla sul fondo, Pillittu subito lungo, Prefumo, l'1-2 con Siddu, Piroddi, Osesse, c'è fallo, ultima occasione, Piroddi la gioca subito, Siddu in avanti, il Cus, Siddu e Mancino va sul destro, se la porta sul fondo, la palla ancora sua, la mette in mezzo, deviazione, colpo di testa, Balloi, anticipato, la chiusura di Marcic, migliore forse in campo a livello difensivo del Tortolì, clamoroso. Palla in mezzo, il colpo di testa di Fiore anticipato e poi c'è fallo. Che calcio di punizione con Doumbouya, che con calma andrà a battere. Schietto in bocca per l'arbitro, fischia 3 volte, finisce. Cuscaglieri, Tortolì sbanca ad Elmas, 3 punti fondamentali per guadagnare il terzo posto. Poi chiaramente bisogna vedere i risultati delle altre partite. Al termine del primo tempo era al terzo posto, poi bisogna ricevere anche gli aggiornamenti. Comunque si apre il 2025 del Tortolì con una vittoria, si apre con una sconfitta invece quella del Cuscaglieri. Noi vi ringraziamo per averci seguito questa diretta da Elmas al campo comunale. Un saluto da parte di Daniele Floris e le immagini di Mattia Massidda, grazie.